Bene, questa prima parte vi ha introdotto alla struttura del programma di sviluppo rurale. Prima di passare, come diceva Franco Contarin, all'analisi più approfondita, facciamo un piccolo break e facciamo un momento di riflessione e di valutazione che cominciamo da subito oggi sul metodo che abbiamo usato, sul metodo di informazione e di partecipazione per la costruzione di questo programma di sviluppo rurale. Ricordate questo slogan, diciamo, che abbiamo ripetuto più volte in questo percorso, cioè che sottolinea il tema della partecipazione e della condivisione. In cartellina, tra i primi fogli, vi trovate un questionario di valutazione che vi prego di prendere in mano perché poi vi chiederò di compilarlo anche subito, sul quale appunto ci cercheremo di soffermarci sul metodo usato. Per facilitare, diciamo, la vostra valutazione anche già da subito, faccio due appunti. Uno, un ricordo del precedente percorso per l'elaborazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 che ovviamente risentiva delle metodologie e anche delle tecnologie che avevamo a disposizione in quegli anni. Si sono fatti dei gruppi di lavoro, ci sono stati fatti anche ovviamente quella volta lì incontri con il partenariato, la formulazione delle osservazioni avveniva via fax o via email, insomma comunque c'è stata una ampia, anche quella volta lì, azione di concertazione, di partenariato. Ovviamente passati gli anni ci siamo, almeno il tentativo di Regione Veneto è stato quello di rafforzare questi strumenti, adeguarli anche ai tempi, centrare sempre su informazione e consultazione e vedete qui ancora una volta riproposte le tappe che, ricordo, sono partite fin dal 2010 con la conferenza regionale dell'agricoltura. Alla conferenza poi sono seguiti, che ha prodotto la famosa agenda delle priorità, e sono seguiti dei lavori, dei forum sul 2020 con i vari soggetti del mondo agricolo e siamo arrivati nel 2012, poi a settembre 2012 è iniziata formalmente, diciamo, la fase di elaborazione, di definizione del percorso della nuova programmazione. Una particolare attenzione è stata dedicata ai giovani, attivando un forum di discussione e poi le tre ormai conosciute fasi di elaborazione e di discussione. In queste fasi abbiamo attivato diversi strumenti, ve li ricordo perché sono gli elementi di valutazione che vi invito a fare in questo momento, cioè delle azioni più ampie, rivolte a tutti i portatori di interessi, i comunicati, le pagine del sito, poi il periodico regionale dell'agricoltura, le schede informative che ci hanno fatto congiungere gli ultimi scampoli, ma importanti, gli ultimi bandi dell'attuale programma di sviluppo rurale con questa fase di elaborazione nuova, e poi tutta la fase più propriamente rivolta al tavolo del partenariato, quindi quei circa 90, anzi esattamente 90 soggetti individuati che hanno potuto anche presentare formalmente delle osservazioni, delle proposte di miglioramento su quel sistema online che avete conosciuto e che però è stato anche un sistema che ha permesso di dialogare con tutti i portatori di interesse, perché tutti hanno potuto non solo acquisire, vedere tutti i documenti di lavoro sia in formato Word che in video, quindi anche con linguaggi diversi,
sia vedere le osservazioni che il tavolo del partenariato presentava e, come avete visto anche pochi giorni fa, anche il feedback dato dalle strutture regionali. Tutto questo attraverso questo percorso degli incontri in presenza, eccetera. Aggiunti in questo momento, quindi pensavamo opportuno fare un momento di valutazione. Perché? Anche perché crediamo che la valutazione che possiamo cominciare oggi a fare su questo metodo ci permetta di adeguare ancora meglio quello che ci aspetta nei prossimi mesi, perché è intenzione dell'amministrazione regionale proseguire questo metodo sia di informazione che di consultazione, e quindi avere del feedback da parte vostra ci può essere utile. Un piccolo questionario quindi molto semplice, molto veloce, che vi invito anche a compilare fin da subito, poi le hostess passeranno a ritirarlo. Vi diamo qualche minuto insomma per compilarlo, lo scorriamo assieme così lo potete compilare anche da subito, poi ovviamente ci sarà la possibilità di compilarlo, anche lo ritrasmetteremo a tutti i soggetti del partenariato e via dicendo, sarà disponibile sul sito e via dicendo. C'è una prima domanda sulla se le informazioni date sono state chiare e complete e se i materiali sono stati utili ad avere una completa informazione, materiali che, come dicevo prima, sono stati molto diversificati. La metodologia adottata è stata ha favorito effettivamente la partecipazione o è solo un'impressione e questa non si è potuta concretizzare? Ha determinato anche un rapporto, come era il nostro intendimento, l'intendimento della Regione, di una maggiore condivisione e una maggiore trasparenza con il partenariato. La strumentazione internet, che è stata una dei canali maggiormente utilizzati, è stata complessa, è stata semplice da utilizzare. E infine, se tutto questo metodo nuovo, pensiamo usato in questa fase, è stato migliorativo rispetto a quello che abbiamo conosciuto negli anni passati. Ovviamente spazio a ulteriori osservazioni e vi invitiamo, già da chi è in sala adesso, a compilarlo e anche a segnare se chi lo compila è formalmente partecipe del tavolo del partenariato, quindi quei 90 soggetti che hanno con la login inserito anche le osservazioni formali ai documenti, oppure se, come immagino siano presenti in sala quest'oggi e ovviamente tutto il percorso era rivolto, tutti i portatori di interesse, come si dice oggi, che sono interessati appunto alla produzione del programma di sviluppo rurale. Qualche minuto vi diamo per la compilazione e invito anche già da adesso le hostess poi a raccogliere e ovviamente quanti vorranno poi anche consegnare il questionario alla fine dei lavori. Grazie.